La questione FAS approda anche in Europa. Nelle scorse settimane se ne è parlato proprio in una direttiva europea sull'acqua potabile. In quella direttiva si parla anche di queste nuove emergenze, di queste nuove sfide, degli interferenti endocrini, di queste sostanze che si ritrovano poi nei nostri alimenti, nell'acqua, e quindi anche dell'emergenza della grave inquinamento che si è verificato in Veneto. Ed è solo di qualche giorno fa la divulgazione da parte della Regione Veneto dei risultati delle analisi compiuti in attuazione del piano di sorveglianza sanitaria, che peraltro mette in luce come ad essere più colpiti siano i maschi rispetto alle donne. FAS sorvegliati speciali anche in Europa dunque, dove la Commissione è in costante contatto con le autorità, i sindaci delle zone colpite dall'inquinamento, e l'obiettivo rimane per tutti uno solo. Insieme lavoreremo per una proposta che possa da una parte aiutare a bonificare quelle zone inquinate, ma soprattutto ad evitare in futuro il ripetersi di questa situazione, cioè bisogna che siano drasticamente ridotti i limiti di quelle sostanze.